Siamo con Giuseppe Tagliapietra, portierone del Braganze, migliore in campo a mio giudizio, non ha sbagliato nulla e portate a casa 3 punti. Come siete arrivati a Rolle? Vi aspettavate una partita, diciamo tra virgolette, così in discesa? Perché un 4-0 è un risultato pesante. Innanzitutto grazie per i complimenti, però siamo stati squadra, io faccio il mio, ognuno fa il suo. Ovvio io magari ho qualche merito su qualche pallina, però io ritengo che sia giusto premiare tutta la squadra perché non è giusto che ci sia il premio individuale ma che ci sia il premio collettivo per quanto riguarda la partita. Per il resto abbiamo fatto 2 partite iniziali un po' così dove non eravamo noi stessi, dove non eravamo i Braganze che tutti si aspettavano inizialmente. In questa settimana abbiamo preparato comunque la partita contro una squadra che era a punteggio pieno e che quindi ovviamente era una partita molto difficile con giocatori di esperienza, anche giovani molto forti, e siamo riusciti a riunirci, a ritrovare noi stessi dopo il down iniziale e ci siamo fatti forza. Adesso guardiamo avanti tutte le partite così. Allora, il Braganze sappiamo che è una squadra matura, ottima, ma il vostro obiettivo è la promozione in A1? E io sto a dire quello che noi puntiamo, che è ovviamente sì andare su in A1, tornare dove il Braganza si merita di stare, dove è sempre stato, e ovviamente non nascondiamo che vogliamo anche vincere la Coppa Italia, però noi cerchiamo di guardare partita in partita e di sì guardare l'obiettivo ma metterlo come cosa secondaria, perché se ci focalizziamo solo su quello rischiamo di perdere interesse nella partita che stiamo facendo e quindi ci dimentichiamo certi dettagli. E quindi un in bocca al lupo a Tagliapietra Giuseppe e arrivederci alla prossima. Grazie mille, arrivederci.